Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Ci ritroviamo per la seconda puntata di questo progetto organizzato dal Comitato Regionale Veneto che si svilupperà lungo la storia dei campionati internazionali, quindi Olimpiadi, campionati del mondo, campionati d'Europa, come abbiamo avuto modo di dire la puntata scorsa, la prima puntata. Innanzitutto, oggi possiamo cominciare direttamente ad entrare nel vivo dell'argomento, non ci sono, non c'è necessità di fare alcun tipo di introduzione, quindi guadagneremo tempo da questo punto di vista. Prima però voglio ringraziare veramente di cuore tutti coloro i quali hanno seguito la prima puntata, perché insomma siete stati veramente tanti e questo è ovviamente bello, e molti di voi hanno scritto messaggi, hanno mandato testimonianza della loro presenza, insomma grazie veramente di cuore, questo è molto importante. Purtroppo io ho scoperto di non riuscire a leggere in diretta i vostri messaggi, però lo faccio a diretta terminata, lo faccio dopo, quindi volevo anche dire che se qualcuno di voi ha voglia di fare domande, chiedere qualcosa di particolare, qualcosa di specifico, è benvenuta qualunque tipo di domanda e di curiosità. Mm, Detto questo, due precisazioni su quanto ho detto lunedì scorso, perché insomma è giusto farlo. Quando ho parlato di campionati internazionali abbiamo detto Olimpiadi, campionato del mondo, campionato d'Europa, Coppa del Mondo. In realtà campionato d'Europa voleva dire campionato continentale, perché ci sono anche i giochi panamericani, che sono l'equivalente del campionato d'Europa per quanto riguarda l'Europa e il continente americano, che è una competizione molto, molto importante, ma è ovvio che il campionato d'Europa raccoglie la più gran parte delle nazioni più forti, più ricche, più vincenti del nostro sport, e quindi ha una predominanza maggiore. Tuttavia ci sono anche i giochi panamericani, poi ci sono una serie di sottocampionati regionali, i giochi balcanici, insomma, però fondamentalmente i giochi regionali più importanti sono i giochi panamericani e il campionato d'Europa. Ecco, questo volevo precisarlo per correttezza. E anche un'altra cosa volevo precisare, e quando abbiamo parlato del boicottaggio dei giochi olimpici del 1980 non ho detto che la ragione era l'occupazione sovietica dell'Afghanistan, e che quindi il boicottaggio è nato nel mondo, per così dire, occidentale, che faceva riferimento agli Stati Uniti d'America per questa ragione. Lo davo per scontato, ma il motivo è questo, poi lo vedremo quando affronteremo i giochi olimpici del 1980. Prima di cominciare con l'argomento di quest'oggi, una nota di affetto, perché oggi è il compleanno di Giuliana Basaglia, che probabilmente starà seguendo questa diretta, e quindi tanti auguri di cuore a lei, di tutto cuore a Giuliana, buon compleanno. Ecco, detto questo, arriviamo all'argomento di quest'oggi. Abbiamo visto lunedì scorso le Olimpiadi di Parigi 1900. Olimpiadi in cui la presenza dei cavalli si è registrata grazie alla presenza, tra l'altro, e si è registrata in modo significativo per i colori azzurri, grazie alla presenza di Gian Giorgio Trissino, che ricorderete, abbiamo detto, ha vinto la gara di elevazione ed è arrivato secondo nella gara di estensione. Alcune fonti descrivono tutto questo come risultato olimpico, altre fonti invece no. Soprattutto la FEI, quindi è quella che fa più fede da questo punto di vista, la FEI non parla di quelle gare come di gare olimpiche. Perché? Perché erano inserite all'interno di un concorso internazionale che si svolgeva all'interno dell'Esposizione Universale, all'interno della quale venivano disputati i Giochi Olimpici. Però insomma, i Giochi Olimpici non hanno avuto una grande evidenza, e sembra di capire da quanto viene pubblicato sui rapporti ufficiali della FEI,
che quelle gare equestri fossero in realtà una specie di, di esibizioni, di prove di spettacolo, ma non da annoverarsi nel calendario olimpico. Nel 1904 le Olimpiadi vanno a St. Louis, negli Stati Uniti d'America, e quelle Olimpiadi soffrono un po' dello stesso problema di cui aveva sofferto Parigi, cioè sono inserite all'interno dell'esposizione universale e passano un po' così in secondo piano. Però non ci sono cavalli, non ci sono gare riservate ai cavalli, quindi per quanto ci riguarda non sono Olimpiadi particolarmente interessanti. Avrebbero potuto esserlo quelle di Londra 1908. In effetti il Comitato Olimpico Internazionale aveva proposto agli organizzatori di quella edizione dei Giochi Olimpici l'inserimento del programma dedicato allo sport equestre, però ci furono dei problemi. Per una questione organizzativa gli sport equestri non avrebbero potuto essere disputati nello stadio olimpico, quindi bisognava dirottarli in altra sede. Venne scelto il padiglione di Olimpia, il cui comitato organizzatore che dava vita all'Olympia Horse Show era nato da poco. Il comitato organizzatore di Olimpia rispose che senz'altro avrebbero avuto modo e piacere di organizzare le gare equestri, purché non vi fossero più di 6 nazioni con 4 binomi ciascuna. In realtà alla fine la richiesta era di 8 nazioni e di un totale di 88 concorrenti, quindi non si fece. Semplicemente il comitato organizzatore dell'Olympia Horse Show dichiarò l'impossibilità di poter ospitare questa competizione con questo numero di partecipanti, e quindi semplicemente gli sport equestri vennero cancellati dal programma olimpico di Londra 1908. Arriviamo quindi a Stoccolma 1912, che per noi dello sport equestre è un evento importantissimo, perché è la prima Olimpiade che a tutti gli effetti ospita il programma olimpico dello sport equestre. Non ci sono però italiani, quindi non ci tocca molto da vicino. Però è un'Olimpiade importante ovviamente, ma non solo perché è la prima nella quale si disputano le gare equestri, anche perché dopo Atene 1896, che è stata un'edizione ovviamente la prima del programma moderno, quindi insomma con tutte le difficoltà e i limiti che una prima edizione può sempre avere, abbiamo avuto, come detto, Parigi 1900 con i problemi legati all'esposizione universale, idem per St. Louis 1904, Londra 1908 abbiamo visto, quindi Stoccolma 1912 è davvero la prima grande Olimpiade. Poi noi parliamo delle Olimpiadi e ci sembra ovviamente di parlare di qualcosa di grandioso, però in realtà nel 1912 la storia olimpica era ancora molto recente, quindi non era ancora radicata nella mentalità comune, nel cosiddetto immaginario collettivo, non era ancora molto radicato questo concetto dello sport olimpico, era ancora piuttosto recente. Poi ovviamente a quel tempo le comunicazioni erano di velocità, di intensità e di efficacia molto diversa ovviamente rispetto a quello che sarebbe accaduto negli anni a venire. Quindi insomma Stoccolma 1912 è veramente un'Olimpiade importante, anche perché sarà l'ultima prima della Prima Guerra Mondiale, e proprio il grande successo di Stoccolma 1912 in qualche modo ha reso possibile la continuazione del programma olimpico e dei Giochi Olimpici dopo la Prima Guerra Mondiale, perché ovviamente la situazione non era così semplice. Comunque questo lo vedremo tra qualche momento. Intanto, allora, Stoccolma, e una cosa curiosa è che Stoccolma e la Svezia quindi hanno sempre rappresentato un motivo particolare per la storia dello sport equestre. Qui nel 1912 perché
è la prima volta che il programma degli sport equestri entra nelle Olimpiadi. Stoccolma diventa importante molto anche nel 1956, poi lo vedremo più nel dettaglio, ma nel 1956 le Olimpiadi erano state assegnate a Melbourne, ma per un problema di quarantena e di ingresso dei cavalli in Australia non fu possibile organizzare lì il programma olimpico equestre e venne organizzato proprio a Stoccolma. Fu Stoccolma che si offrì per ospitare le gare equestri. Ed ancora, Stoccolma nel 1990 è stata la sede della prima edizione dei World Equestrian Games, una grandissima manifestazione che purtroppo sembra ormai essere defunta. Di questo parleremo quando affronteremo il tema dei campionati del mondo. Comunque a Stoccolma nel 1990 ci fu questo grandioso evento, meraviglioso, indimenticabile, che furono i World Equestrian Games, cioè i campionati del mondo di 6 specialità, tutti nello stesso luogo, nello stesso arco di tempo. Quindi Stoccolma ha un'importanza storica notevole per quanto riguarda lo sport equestre. Lo stadio olimpico di Stoccolma è bellissimo, un piccolo meraviglioso gioiellino, venne costruito tra il 1910 e il 1911 proprio in previsione dei Giochi Olimpici del 1912 e da allora è rimasto com'era, molto, molto bello, molto suggestivo, insomma si percepisce una grande quantità di storia. Come vi dicevo già lunedì scorso, nel rapporto che la FEI pubblica al termine dei Giochi Olimpici di Stoccolma si legge letteralmente questa frase: le competizioni dello sport equestre sono state inserite nel programma delle Olimpiadi moderne per la prima volta a Stoccolma 1912. Questo è quello che sancisce la Federazione Equestre Internazionale. Le gare di Stoccolma sono già, come peraltro quelle che avevano preceduto, ma il tempo passa, le cose vanno avanti, la situazione anche sociale, economica, lavorativa, produttiva, eccetera, eccetera, del mondo migliora sempre più e diventa fondamentale sottolineare come i Giochi Olimpici siano riservati ai dilettanti e non ai professionisti. È ancora una dichiarazione un po' così, insomma, non molto approfondita. Più tardi, in una delle prossime edizioni dei Giochi Olimpici, ci sarà una definizione molto più accurata, precisa, particolareggiata del ruolo del dilettante e del ruolo del professionista. Per adesso è così, una dichiarazione di intenti più che non una legge sportiva. E inoltre in occasione di una riunione del Comitato Olimpico Internazionale, che in questo momento è ancora presieduto da Pierre de Coubertin, viene stabilito che non ci saranno denari in palio per le gare olimpiche, ma soltanto medaglie, oggetti, insomma le classiche medaglie, le medaglie del podio, insomma. E le gare dello sport equestre cominciano quindi a Stoccolma nel 1912 con 4 binomi per squadra. Sapete che il tema dei binomi che compongono ciascuna squadra è quanto mai di attualità, perché per la prima volta dopo, se non ricordo male, Monaco 1972, siamo tornati a 3 binomi per ciascuna squadra per Tokyo 2020, che come sapete verrà disputato nel 2021. Fino a Monaco 1972 le squadre erano composte da 3 binomi. Qui a Stoccolma si parte con 4, ma tra poco si cambierà e si andrà a 3.
a Monaco 1972 si è tornati a 4, si è rimasti a 4 fino ad adesso praticamente, ma questo cambio, questo ritorno a 3 ha suscitato non poche polemiche e discussioni nel mondo del nostro sport per mille ragioni che ancora una volta sono costretto a dirvi, vedremo quando sarà il momento. E gli sport, le specialità previste sono quelle che poi classicamente verranno definite nel corso degli anni come specialità olimpiche dello sport equestre, cioè salto ostacoli, completo e dressage. Ci sono però delle cose curiose ovviamente che caratterizzano le 3 gare olimpiche. Il salto ostacoli si disputa, la formula secondo cui le gare di salto ostacoli sono state disputate all'interno delle Olimpiadi è sempre stata cambiata spesso, è sempre stata soggetto di grandi critiche, di grandi discussioni, non senza ragioni più di qualche volta. Comunque qui è la prima, ancora non se ne poteva discutere più di tanto, e la gara individuale e la gara a squadre si disputano appunto su 2 gare diverse, un giorno dietro l'altro, ma tutte e 2 sullo stesso percorso. E la cosa curiosa, insomma, è che questo percorso venne reso pubblico, le caratteristiche di questo percorso vennero rese pubbliche parecchi mesi prima della disputa della gara. E per quanto riguarda il completo, la curiosità è che la prova di addestramento era posta come ultima di quelle del programma olimpico, e per quanto riguarda il dressage, questa è forse la curiosità più curiosa, è che nel programma del Gran Premio, del Grand Prix, non erano presenti passage e piaffè, però c'erano 3 ostacoli da saltare di 1,10 m d'altezza. Ecco, queste erano 3 curiosità particolari. Per quanto riguarda i dati invece di partecipazione a questa edizione dei Giochi Olimpici, sono in tutto, per tutti gli sport evidentemente, 28 nazioni hanno partecipato a Stoccolma 1912 per un totale di 2.400 atleti, 14 sport e 487 ufficiali di gara, 260 giornalisti ed un totale di spettatori allo Stadio Olimpico nelle giornate complessive di 327.288. Invece, per quanto riguarda gli sport equestri, quello che più interessa a noi, i numeri sono di 10 nazioni complessivamente: Belgio, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti d'America, 62 cavalieri, 70 cavalli, 88 iscrizioni complessive, 40 in salto ostacoli, 21 in dressage, 27 in completo. E questi, insomma, ecco, giusto per così una curiosità di nostra conoscenza, in salto ostacoli la medaglia d'oro l'ha vinta Jean Cariou, che è un cavaliere francese in sella Mignon. La Svezia ha vinto la gara di salto ostacoli davanti a Francia e Germania. Dressage non c'è stata la gara a squadre, solo quella individuale, e un cavaliere svedese, Carl Bonde, ha vinto la medaglia d'oro. Il completo, il completo, tra l'altro vi leggerei anche le caratteristiche della gara di completo, perché può essere così anche qui curioso e interessante saperlo. Il primo giorno, intanto 5 giorni nell'arco di 5 giorni, 4 giorni di gara, quindi con un giorno di riposo a un certo punto. Il primo giorno c'era una marcia di 55 km da percorrersi in 4 ore. Poi il cross country, il percorso di cross, con 5 km da percorrersi in 15 minuti con 12 ostacoli. Poi un giorno di intervallo. Il terzo giorno lo steeplechase su 3.500 metri da percorrersi in 5 minuti e 50 secondi con 10 ostacoli. Il quarto giorno
la prova di salto ostacoli su un percorso di 15 ostacoli da altezza massima 1,30 m ed infine l'ultimo giorno la prova di addestramento. È abbastanza curiosa questa programmazione, ma ovviamente stiamo parlando della prima in assoluto. Dopodiché Stoccolma ottiene un grande successo di pubblico, di mediatizzazione per come poteva essere vissuta allora la comunicazione e naturalmente di partecipanti. Quindi le Olimpiadi sembravano, scusate, lanciate verso un futuro radioso, ma purtroppo questo futuro viene interrotto dalla Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, quindi l'edizione 1916 in realtà salta. E arriviamo al 1920 con il Comitato Olimpico Internazionale che cerca di capire se le Olimpiadi possono continuare a vivere oppure no. C'è stato un momento in cui effettivamente la domanda era questa. Per fortuna c'è stata Anversa, il Belgio, che si sono resi disponibili ad organizzare questa edizione dei Giochi Olimpici, ma ovviamente, scusatemi ancora, ma ovviamente con un arco di tempo a disposizione veramente ristretto, perché l'assegnazione è stata data ad Anversa il 3 aprile del 1919 con le Olimpiadi in programma poco tempo dopo, nel 1920. Comunque le Olimpiadi si fanno, ovviamente non sono così particolarmente rigogliose da un punto di vista di organizzazione e di partecipazione, però si fanno, questa è la cosa importante. La curiosità è che alle 3 discipline classiche dello sport equestre si aggiunge per la prima e unica volta nel programma, nella storia, nel programma olimpico, il volteggio. Il volteggio curiosamente è riservato solo a sottufficiali, mentre invece le gare di completo, per esempio, erano riservate ai concorrenti militari ufficiali con cavalli di proprietà del loro esercito o eventualmente di proprietà personale. Invece per il volteggio gli ufficiali non potevano esserci, solo sottufficiali, i quali sottufficiali peraltro non potevano partecipare alle altre prove. Comunque è stato un esperimento, evidentemente, perché poi il volteggio è scomparso dalla programmazione olimpica. Anversa stabilisce anche un'altra situazione molto importante. Al termine delle Olimpiadi, però, gli osservatori, il Comitato Olimpico, lo stesso de Coubertin si rendono conto che la mancanza di un coordinamento generalizzato sulla regolamentazione dello sport aveva generato una serie di situazioni difficili, caotiche e contraddittorie. Quindi de Coubertin organizza una riunione a Losanna nel 1921, quindi a Olimpiadi terminate, proprio convocando tutti i responsabili dello sport mondiale di tutte le nazioni che avrebbero avuto intenzione di partecipare a questa riunione, per discutere il da farsi. E quella riunione è il momento in cui nascono le federazioni sportive nazionali. Perché? Perché viene deciso quindi che ciascuno sport dovesse avere una istituzione di riferimento e che tutte queste istituzioni di riferimento avrebbero dovuto infine convogliare in seno al Comitato Olimpico Internazionale. In questo modo dando appunto una uniformità di atteggiamento, di valutazione, di regolamentazione per lo sport in sede olimpica. Quindi in questa riunione del 1921, in maggio, a Losanna, maggio 1921, nascono le federazioni, tra queste anche la Federazione Equestre Internazionale, quindi è una data importante per il nostro sport. È una data importante anche perché qui ad Anversa c'è la grande vittoria di Tommaso Lecchio. Tommaso Lecchio vince la medaglia d'oro individuale nel salto ostacoli in sella a Trebecco davanti ad Alessandro Valerio, italiano, in sella a 100
e al cavaliere svedese Carl Gustav Levenhout, che vince la medaglia di bronzo. E sempre nel salto ostacoli l'Italia, composta da Giulio Cacciandra, Ettore Caffarati, Alessandro Alvisi e Carlo Asinari di San Marzano, vince la medaglia di bronzo. Come vedete non c'è l'equio nella gara a squadre. Perché? Perché il regolamento del salto ostacoli di questa edizione, particolarmente complesso e difficile anche da sostenere, prevede che i cavalieri che fanno parte della squadra non possano partecipare alla prova individuale, viceversa chi faceva l'individuale non avrebbe potuto fare la gara a squadre. Quindi questo significa che ciascuna nazione avrebbe dovuto, come ipotesi massima, schierare un contingente di 10 binomi. Soltanto Svezia e Italia riescono in questo intento, quindi 6 nella prova individuale e 4 nella prova a squadre. L'Italia appunto vince, la Svezia vince la medaglia d'oro a squadre, l'Italia la medaglia di bronzo, e Tommaso Lecchio vince la medaglia d'oro, la prima medaglia d'oro nel salto ostacoli individuale conquistata da Tommaso Lecchio in sella a Trebecco. La cosa importante di Anversa anche da un punto di vista così dell'iconografia dello sport è che per la prima volta esordisce il logo a 5 cerchi. Parte da qui la vita del logo a 5 cerchi come simbolo olimpico. E Tommaso Lecchio vince l'oro individuale, ma la cosa formidabile è il record stabilito da Ettore Caffarati. Ettore Caffarati vince 3 medaglie ed è un record assoluto non più ripetuto nel mondo, nello sport equestre. Alle Olimpiadi Ettore Caffarati vince la medaglia d'argento a squadre incompleto, la medaglia di bronzo individuale incompleto e la medaglia di bronzo, come abbiamo visto, a squadre nel salto ostacoli. Quindi 3 medaglie per lui è veramente un risultato importantissimo, stabilisce, come detto, un record che tutt'oggi è imbattuto. Questo Anversa dunque 1920. La particolarità della gara di completo invece è che viene cancellata la prova di addestramento, non viene fatta. Al posto della prova di addestramento viene inserita una ulteriore marcia e l'Italia, abbiamo visto parlando di Ettore Caffarati, conquista la medaglia d'argento, quindi insomma un'Olimpiade veramente di grande successo per i colori azzurri. Però certamente dobbiamo tenere anche conto del fatto che si tratta di un'epoca in cui il mondo sta ricominciando dopo le tristi vicende della prima guerra mondiale. Si ricomincia e non è così facile, non lo è perlomeno non per tutti. Però Anversa in qualche modo solidifica la forza del programma olimpico, tanto che le Olimpiadi continuano e quindi si va a Parigi nel 1924, edizioni in cui le federazioni internazionali debuttano, quindi la FEI è la prima Olimpiade in cui la FEI viene rappresentata. È un'Olimpiade importante, Parigi, si ritorna a Parigi dopo il 1900, 44 nazioni in totale, 3.000 e oltre atleti, mentre invece per quanto riguarda lo sport equestre abbiamo 17 nazioni, delle quali 5 in tutte e 3 le specialità, 126 cavalli, 111 iscrizioni, c'è il limite di peso, non si può scendere sotto i 75 kg, quindi chi scende sotto questo peso dovrà utilizzare i pesi, come poi dopo per parecchio tempo è stato così nel mondo dello sport equestre. Salto ostacoli, ancora una volta Tommaso Lecchio, grande protagonista, ancora una volta in sella a Trebecco, medaglia d'argento individuale. L'Italia però non arriva sul podio questa volta, la medaglia d'oro è ancora una volta della Svezia, mentre l'oro individuale è di Alphonse Gemuseus, svizzero, su Lucette. Il completo vede ancora l'Italia ancora una volta protagonista con la medaglia di bronzo, non ci sono medaglie individuali, però c'è la medaglia di bronzo a squadre
l'Italia è composta da Alberto Lombardi, Alessandro Alvisi, Emanuele Beraudo di Pralormo e Tommaso Lecchio di Assava. Quindi Tommaso Lecchio vince l'argento individuale nel salto ostacoli e il bronzo a squadre in completo, diventando così il vero grande protagonista di questo primo quinquennio, diciamo, di sport equestre internazionale. Alberto Lombardi, componente della squadra di completo, diventerà famoso, ma bisognerebbe forse dire più che altro famigerato, perché sarà il direttore di campo nel concorso ippico internazionale ufficiale di Roma in piazza di Siena, più importante prima dell'arrivo di Marcello Mastronardi, ed era lui il direttore di campo che stabiliva dei percorsi oggi potremmo definirlo incredibili, con le distanze volutamente sbagliate all'interno delle combinazioni per creare delle difficoltà che, secondo la mentalità dell'epoca, dovevano misurare la capacità dei cavalieri nel risolverle. Molti incidenti, ovviamente. Comunque, anche di questo parleremo più avanti. Tommaso, dunque abbiamo detto, Tommaso Lecchio vince la medaglia d'argento. L'Italia del salto ostacoli ottiene la quinta posizione con Tommaso Lecchio in sella Trebecco, Leone Valle su Sbruffo, Alessandro Alvisi su Grey Fox ed Emanuele Beraudo di Pralormo su Sido. Le Olimpiadi successive sono quelle di Amsterdam 1928. Amsterdam 1928 è una data importante perché Tommaso Lecchio compie porta a termine la sua terza Olimpiade, sempre in sella Trebecco. Non arriverà sul podio questa volta, otterrà la quinta posizione individuale, ma insomma verrà conclamato come il più grande cavaliere italiano dell'epoca. Adesso sto un po' correndo sulla narrazione dei fatti che riguardano queste prime edizioni dei Giochi Olimpici, perché poi vi parlerò più nel dettaglio della figura di questo personaggio, che è stato un grandissimo uomo dell'equitazione azzurra. Comunque, ecco, qui ad Amsterdam nel 1928, come vi dicevo prima, c'è la definizione formalizzata, più diciamo precisa, del ruolo del dilettante e di quello del professionista. E quindi vi leggo: per quanto riguarda il Comitato Olimpico Internazionale, quindi su tutte le discipline, l'amatore deve essere colui il quale, vabbè, questo è ovviamente intuitivo, non deve essere un professionista, sia nello sport praticato, sia in qualunque altro sport. Non deve trarre guadagno dall'attività sportiva di alcun tipo e genere. Soprattutto non deve ricevere un rimborso economico per la perdita eventuale del proprio salario in conseguenza della partecipazione ai Giochi Olimpici. Cioè un normale lavoratore di qualunque categoria va a fare le Olimpiadi, non prende lo stipendio per quel tempo, lo Stato, il Comitato Olimpico Nazionale gli danno un rimborso. Ecco che se questa situazione si verifica, quella persona non è una persona che può partecipare ai Giochi Olimpici. Quindi, insomma, bisognava essere benestanti, in poche parole. Nella parte, diciamo, più specificamente riservata allo sport equestre, l'amatore è qualunque ufficiale in servizio. Quindi chi di professione faceva l'ufficiale di carriera, per quanto riguarda lo sport equestre, in chiave olimpica era in realtà un dilettante. Professionisti invece sono tutti coloro i quali, vi leggo testualmente, vendono, affittano, montano, allenano, lavorano cavalli in cambio di denaro, proprietari, impiegati, cavalieri, allenatori, grooms di scuole di equitazioni, centri ippici e perfino dei circhi equestri.
Quindi tutte queste categorie venivano escluse queste categorie professionali venivano escluse dalla partecipazione alle Olimpiadi. Ad Anversa nel 1928, ecco, torniamo alla formula di 3 cavalieri per ciascuna squadra, per tutte e 3 le discipline, sia per il salto ostacoli, sia per il completo, sia per il dressage. Ci sono 20 nazioni in gara nello sport equestre, la Germania ritorna ad Amsterdam 1928 perché in realtà era stata esclusa dai Giochi Olimpici del 20 e del 24 a seguito dei fatti della guerra. Ci sono nel salto ostacoli 46 cavalieri, la medaglia d'oro viene vinta dal ceco František Ventura su Elliott. E il dressage, il dressage è particolarmente importante perché già in questa edizione si comincia a discutere moltissimo circa il criterio di valutazione, di assegnazione dei punteggi e di giudizio dei concorrenti. Questo è un problema che è rimasto inalterato nel corso dei decenni nella disciplina del dressage. I risultati infatti furono parecchio discordanti. E la cosa divertente è che a un certo punto ci sono diverse proposte per cercare di risolvere questo problema a seguito di questa Olimpiade, quindi una delle quali era, che poi si è riproposta anche recentemente, di non tenere in conto il punteggio massimo e il punteggio minimo di ciascun binomio, di togliere 20 punti comunque dal giudizio di un giudice circa la prestazione di un concorrente della sua stessa nazionalità e di avere un solo giudice di nazionalità diversa da quelle dei concorrenti partecipanti. In realtà nessuna di queste proposte poi venne presa in considerazione e le cose andarono avanti sperando insomma che l'obiettività in qualche modo si riaffermasse. Nella gara di salto ostacoli a squadre, nella prova individuale, no, chiedo scusa, ho detto un'imprecisione prima, in realtà Tommaso Lecchio non fu quinto, fu anzi 24esimo, è stato Francesco Forché su Capinera che ha occupato la 7ª posizione e l'Italia con Francesco Forché, Alessandro Bettoni e Tommaso Lecchio ha occupato la 4ª posizione. Quindi questo è, abbiamo detto, Amsterdam 28. Adesso facciamo un salto, perché poi voglio parlarvi appunto di Tommaso Lecchio, che sarà un po' il protagonista di questo incontro. Los Angeles 1932. Los Angeles 1932 è un'Olimpiade, anche questa un po' particolare. Intanto la lontananza dall'Europa rende molto difficile la presenza delle squadre del continente europeo. L'Italia per esempio non partecipò con nessuna squadra, con nessun concorrente in nessuna specialità, ma così anche tante altre nazioni. E ci furono diversi modi in cui venne raggiunto il continente americano. Gli olandesi in particolare si ingegnarono molto, organizzarono una specie di battello a bordo del quale venne installato una specie di mulino giostra che serviva a tenere i cavalli in allenamento durante la traversata, che fu molto lunga quella degli olandesi perché passarono dal canale di Panama e risalirono verso la California, quindi un viaggio interminabile. Altre squadre invece sbarcarono sulla costa ovest, sulla costa est a New York e poi proseguirono in treno. Immaginatevi che viaggio pazzesco per arrivare a Los Angeles e disputare queste Olimpiadi. Comunque, per quanto riguarda l'Italia, la cosa importante è che questa Olimpiade casca proprio nel pieno di un dibattito molto acceso nel mondo dell'equitazione italiana. Ne abbiamo già parlato di questo in altre occasioni, tra quelli che potremmo definire i puristi assoluti del sistema naturale di equitazione, quelli moderati e gli integrazionisti. Qual era la materia del contendere? La materia del contendere era il concorso completo, perché nel concorso completo ovviamente c'era la prova di addestramento.
Per i cosiddetti puristi assoluti la prova di addestramento era assolutamente contraria ai principi stabiliti dall'equitazione naturale di Federico Caprilli, quindi non avremmo dovuto partecipare alle gare di completo per questa ragione. Tra questi Ruggero Ubertalli, Mario Badino Rossi, Giulio Borsarelli erano i più rigidi sostenitori di questo concetto. Tra quelli moderati invece Tommaso Lequio, Francesco Formigli, Piero Dodi, che è stato a lungo presidente della FISE. Per loro l'importante era che non ci fosse un evidente ritorno all'equitazione di scuola e che nella prova di addestramento venissero rispettati i principi dell'equitazione naturale di Federico Caprilli, che si montasse solo in filetto semplice, senza alcun altro tipo di imboccatura, con la richiesta di un atteggiamento dei cavalli assolutamente di distensione, eccetera, eccetera. Gli integrazionisti in realtà erano rappresentati da una persona in particolare, cioè da Francesco Amalfi, che sosteneva che l'equitazione di base fosse ovviamente quella caprilliana, ma bisognava integrarla con quanto di buono provenisse dalla equitazione di scuola. Ci furono battaglie infuocate tra Ruggero Ubertalli e Francesco Amalfi su questo tema. Amalfi poi venne accusato anche di essere la causa del fallimento del completo italiano alle Olimpiadi di Berlino nel 1936, perché si disse che lui era il selezionatore, il capo della squadra, era lui che aveva privilegiato il lavoro in piano a scapito del lavoro in campagna, e che quindi quella fu la causa del tracollo azzurro in quell'occasione. Poi anche questo lo vedremo quando parleremo di Berlino. Comunque insomma questa era la situazione, e quindi l'Italia, un po' perché obiettivamente era molto complicato raggiungere gli Stati Uniti, un po' perché questa era la situazione di partenza, il completo italiano non andò ai Giochi Olimpici di Los Angeles. La gara a squadre di salto ostacoli a Los Angeles fu un disastro, perché nessuna squadra tra le 6 o 7, mi sembra, che vi parteciparono riuscì a terminare il percorso. Questa fu la conseguenza di una controreazione, perché le Olimpiadi precedenti ad Amsterdam nel 28 erano sembrate troppo facile il percorso, e quindi venne reso molto più complicato a Los Angeles. Morale, nessuna squadra finì, e quindi le medaglie a squadre non vennero assegnate. La cosa, un pensiero a proposito della difficoltà, della polemica, della crisi, insomma, del dibattito tra integrazionisti, puristi, eccetera, viene ben riassunto da un pensiero di Giuseppe Veneziani, il quale in un suo libro scrive al proposito, dice: ebbe la meglio la corrente di pensiero di coloro che ritenevano che noi non dovessimo partecipare alla prova di completo delle Olimpiadi di Los Angeles, e che la nostra rinuncia, il nostro isolamento sarebbe stato così splendido da menomare non, come sembra più logico, il prestigio della nostra equitazione, bensì quello del completo olimpico di Los Angeles. Cioè, come a dire, noi non veniamo perché siamo contrari, peggio per voi, ne risentirà il programma olimpico e la storia dello sport mondiale. In realtà non fu così, fummo soprattutto noi a pagarne le conseguenze. Bene, questo è diciamo un panorama molto veloce. Poi quando parleremo delle prossime Olimpiadi andremo più nel dettaglio, perché ci saranno più argomenti da discutere e da dibattere di questa prima parte di Giochi Olimpici. Berlino 36 completa la serie delle Olimpiadi prima della Seconda Guerra Mondiale, ma Berlino 36 è ricca di argomenti, quindi la vedremo in un altro momento. E quindi qui con questo si esaurisce il gruppo delle Olimpiadi pre-Seconda Guerra Mondiale. Durante questo arco di tempo abbiamo visto che un personaggio di grandissimo rilievo, di grandissimo spessore, è Tommaso Lecquio. Tommaso Lecquio, adesso riserviamo qualche minuto a lui. Tommaso Lecquio è stato un uomo gigantesco, fondamentale per la storia dello sport equestre italiano, prima come cavaliere e poi come dirigente. Come cavaliere, tutto sommato, ha avuto una vita sportiva molto breve, perché è durata 12-13 anni, non di più. Lui
era nato in realtà piemontese, è nato a Cuneo il 21 ottobre del 1893, però ha cominciato la carriera sportiva a 20 anni, poco più che ventenne, a partire dal 1919, e l'ha protratta fino al 1935-36. Poi è ritornato in gara anche, ma sporadicamente, ma diciamo il grosso pezzo della sua vita sportiva è quello che si colloca appunto in questo arco di tempo. Però in questo arco di tempo ha partecipato a 3 Olimpiadi, ha vinto l'oro individuale come abbiamo visto ad Anversa, l'argento a Parigi, un'ottima prestazione anche ad Amsterdam. Il cavallo, questa è una bella storia, insomma, perché nel nostro sport le storie non sono solo quelle dei cavalieri, ma anche quelle dei cavalli, forse quasi più quelle dei cavalli. Il cavallo con cui lui ha vissuto tutta questa bellissima serie di gare era Trebecco, e Trebecco era un cavallo di proprietà dell'esercito, era stato inizialmente destinato al tiro. Era un cavallo da tiro, doveva tirare i carri militari, i pezzi d'artiglieria, insomma queste cose qua. Però Tommaso Lecquio mise gli occhi su di lui, decise di prenderlo a sé e cominciò a lavorarlo come cavallo sportivo, e ne venne fuori un campione magnifico per l'epoca in cui doveva gareggiare lui, e gareggiò fino a lungo, perché Trebecco era nato nel 1908 e fece la sua Olimpiade ultima nel 1928, quindi ventenne. È un cavallo di grandissimo successo, ed è una cosa bella notare come in fondo a volte il destino, no, determina queste grandi storie di passione, di unione tra uomini e cavalli. Comunque Tommaso Lecquio è un personaggio molto così, dall'atteggiamento molto rigoroso, un carattere molto riflessivo, piuttosto severo, controllato e freddo a piedi, ma molto energico e passionale a cavallo. Fisicamente non era molto alto, ma era molto atletico, il suo fisico era perfetto per essere il cavaliere perfetto. Venne definito da un cavaliere francese, Bizard, molto importante al tempo, che coniò questa definizione, il cavaliere migliore del mondo, a proposito di Tommaso Lecquio. E questa definizione lo accompagnò in effetti, grazie anche ai risultati che poi lui ha ottenuto in campo. Tommaso Lecquio venne così appellato in questo modo, il cavaliere più importante del mondo. E la sua storia in effetti in qualche modo nasce da eventi importanti, perché lui era figlio di un ufficiale, di un alto ufficiale, nato a Cuneo, ma poi la famiglia si è trasferita a Pinerolo. A Pinerolo lui ha potuto vivere, il piccolo Tommaso ha potuto vivere il rapporto con l'equitazione militare, con i grandi cavalieri di quell'epoca, e quindi ha assorbito una passione, un amore viscerali per lo sport equestre. E quando Caprilli ritorna a Pinerolo nel 1904, dopo aver girovagato tra Tor di Quinto, Nola e Parma, Lecquio ha 11 anni e vive a Pinerolo e frequenta la scuola di equitazione militare perché gli piaceva vivere, vedere e respirare quell'atmosfera. Naturalmente per lui Caprilli diventa un mito, una leggenda. E proprio lì a Pinerolo Tommaso Lecquio viene preso sotto l'ala protettrice di Gaspare Bolla, un altro dei grandi nomi dell'equitazione precedenti la Prima Guerra Mondiale. Poi Bolla purtroppo rimase vittima, morì durante la Prima Guerra Mondiale, che prese a ben volere il piccolo Tommaso Lecquio, che infatti venne definito il figlio di Bolla proprio per questa ragione. E lui Tommaso andava a vedere i grandi cavalieri che montavano nella cavallerizza Caprilli, a Baudenasca, a Baldissero, insomma rimaneva affascinato da questa atmosfera. Ed è proprio Bolla che poi comincia a far montare a cavallo Lecquio, il quale frequenterà poi una scuola superiore, un istituto tecnico, perché non voleva andare assolutamente a fare l'accademia per poi poter montare a cavallo. La sua voglia era questa, voleva assolutamente che suo padre gli facesse fare questo percorso proprio per poter arrivare poi a montare a cavallo. In realtà non era la vita militare quella che lo attirava, era la vita a cavallo, e come ben sapete in quegli anni le due cose erano inscindibili. Quindi
A 20 anni, dopo essersi diplomato a questo istituto tecnico, Tommaso Lecchio a 20 anni comincia la sua carriera di cavaliere militare. Nel 1914 esce dalla scuola militare di Modena con il grado di sottotenente e da qui inizia anche la sua carriera agonistica. Ruggero Bertagli è il capo squadra azzurro in vista dei Giochi Olimpici di Anversa e convoca Tommaso Lecchio, che poi, come avete visto, avrebbe fatto un risultato straordinario vincendo la medaglia d'oro. Pensate che sono dovuti passare 40 anni dopo la medaglia d'oro di Tommaso Lecchio prima di poter avere un'altra medaglia d'oro azzurra, quella di Raimondo D'Inzeo a Roma nel 1960. Poi Tommaso Lecchio partecipa ai Giochi Olimpici del 1924 a Parigi, si sposa il 19 aprile 1925 a Palermo con Maria Felice Santostefano della Corda, donna, il suo biografo Giuseppe Veneziani scrive, donna di nobile casato e di sentimenti, che avrà animo di sempre perdonarlo con indulgenza e pazienza. Vedremo poi perché questa specifica. Lecchio poi, vabbè, lui, come detto, termina la sua carriera di cavaliere a metà degli anni 30, dal 38 al 39 sarà lui il responsabile del salto ostacoli azzurro, capo centro preparazione gare ippiche. Nel 1940, pensate, per un'azione militare condotta da suo padre Clemente durante la campagna di Libia, nel 1913, un'azione militare che si era conclusa positivamente con la presa di Assaba, gli viene riconosciuto il titolo nobiliare di nobile di Assaba. Quindi a partire dal 1940 Tommaso Lecchio diventa Tommaso Lecchio di Assaba. Perché Giuseppe Veneziani scriveva in quella nota biografica che la moglie di Tommaso Lecchio, per una ragione molto particolare, il motivo per cui ora ve ne parlo non è certamente per così il gusto del pettegolezzo, ma perché è una situazione che descrive benissimo un mondo, un ambiente, un modo di vivere gli eventi e di assorbirli anche proprio all'interno della vita sociale. Tommaso Lecchio era un uomo bello, molto affascinante, piaceva moltissimo alle donne e le donne piacevano moltissimo a lui. Pensate che al termine delle Olimpiadi di Anversa, lui per una signora ritarda il ritorno in Italia, cioè non riesce a prendere il treno, il primo treno utile al termine dei Giochi Olimpici e quindi ritorna con diversi giorni di ritardo, ma non troppi, comunque 1 o 2 giorni di ritardo. Bene, torna da campione olimpico, da medaglia d'oro individuale. Allora ovviamente la comunicazione non era quella di oggi, però comunque nessuno nel mondo militare parla della medaglia d'oro di Tommaso Lecchio. Il generale Bellotti lo mette agli arresti senza fare menzioni in alcun modo della vittoria della medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi pochi giorni prima ad Anversa. Anzi, tutto questo deve passare sotto silenzio perché Tommaso Lecchio si è reso responsabile di un comportamento assolutamente inaccettabile, rientrando con 1 o 2 giorni di ritardo. E solo dopo che Tommaso Lecchio viene messo in libertà dagli arresti riceverà un parco elogio. Quindi rendetevi conto, questa è una cosa che a me fa una grandissima impressione, perché insomma l'impresa sportiva era stata veramente grandiosa, però la situazione poi si è evoluta in maniera diversa. Ma più ancora di questo c'è un secondo episodio che è tragico e bellissimo però nella stessa misura. Accade nel 1934, quando Tommaso Lecchio allaccia una relazione sentimentale con la giovane, bellissima, affascinante moglie del tenente Ranieri di Campello, che era più giovane di 15 anni di Tommaso Lecchio, erano però compagni di sport, compagni di squadra, compagni di attività.
nasce questa relazione di cui tutti erano molto bene al corrente e succede che Ranieri di Campello, da uomo d'onore qual era, chiama a duello Tommaso Lecquio. Siamo nel 1934, non nel 1800, quindi i duelli erano vietati dal regolamento militare, erano un reato per il regolamento civile, non si potevano fare, insomma, non si potevano fare, tra l'altro era ancora peggio il fare un duello tra due personaggi militari di grado diverso, però Ranieri di Campello non intende ragioni e quindi chiama a duello Tommaso Lecquio e il duello si fa, rimangono feriti entrambi vengono puniti, Ranieri di Campello va in aspettativa per sua decisione. Tommaso Lecquio invece viene spedito agli arresti a Bologna e trasferito a Bologna. E a Bologna viene ricevuto dal comandante il reggimento Lancieri Vittorio Emanuele di Secondo, che era il colonnello Paglieri, il quale per ricevere l'ospite organizza un ricevimento, non sapendo delle ragioni ancora per le quali Lecquio era stato trasferito. Ma Lecquio si presenta a questo ricevimento pensando che sarebbe stato meglio che il comandante venisse a sapere della cosa tramite la burocrazia ufficiale, ma gliene incolse perché era presente a quel ricevimento anche il generale comandante del Corpo d'Armata di Bologna, che era invece al corrente della cosa e si stupì moltissimo nel vedere Lecquio lì presente, e quindi non solo lo mandò agli arresti, ma lo mandò agli arresti di rigore, una cosa gravissima, importantissima e anche durissima da sopportare. Morale, siamo in maggio, Tommaso Lecquio fino alla fine dell'anno non ricompare più nella vita sportiva e nella vita pubblica. Ma perché vi racconto questo? Ripeto, non è per il gusto così anche romanzesco un po' della vicenda. Vi racconto questo perché Ranieri di Campello e Tommaso Lecquio non si parleranno per un lungo periodo, ovviamente, ma quando Ranieri di Campello diventerà presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, poco prima reggente, poco prima dell'inizio della fine della guerra e poi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, diventerà presidente della FISE. Ranieri di Campello in realtà convince Francesco Formigli, che in quel momento era presidente della Società Ippica Romana, a dare le dimissioni per entrare nel Consiglio federale e convince Tommaso Lecquio a diventare presidente della Società Ippica Romana, nel tentativo di far rientrare Lecquio, che in quel momento si era un po' allontanato dalla vita sportiva equestre, nel mondo della vita dello sport equestre. È stata una situazione emozionante perché, insomma, dovete pensare che questi due uomini sono stati sul punto di uccidersi reciprocamente e invece lo sport, l'onore, l'equilibrio, l'amicizia alla fine, perché evidentemente questa era una componente fortissima tra i due, alla fine ha prevalso e Tommaso Lecquio è rientrato grazie a questa decisione di Ranieri di Campello, che è un uomo meraviglioso di cui poi torneremo a parlare nel dettaglio perché è stato l'uomo più importante per la storia dell'equitazione sportiva italiana fino ad oggi. Grazie a Ranieri di Campello Tommaso Lecquio è rientrato nella vita sportiva ed è diventato un personaggio, ha ribadito, ha riaffermato la propria enorme importanza per la vita del nostro sport, diventando poi il presidente della FISE, che è succeduto a Ranieri di Campello quando purtroppo prematuramente Ranieri di Campello è scomparso. E c'è stato un breve intermezzo di Formigli, sempre Francesco Formigli, ma questione di pochissimo tempo, poi in realtà è diventato presidente Tommaso Lecquio ed è diventato un grandissimo presidente, è stato un grandissimo presidente, così come era stato un grandissimo cavaliere, un grandissimo campione in sella. Da presidente della FISE è stato un uomo che ha vissuto anche delle situazioni difficili
perché nel 1900, prima delle Olimpiadi di Tokyo 64, ha dovuto combattere con tutte le sue forze per riuscire a fare in modo che la squadra azzurra di completo potesse partecipare a quell'edizione dei Giochi Olimpici, che come sapete poi si è conclusa con un grandissimo trionfo, anzi con il più grande trionfo dell'equitazione sportiva azzurra, la medaglia d'oro individuale di Mauro Checcoli e quella d'oro a squadre dell'Italia. Questo è stato in gran parte, in grandissima parte, dovuto alla determinazione con cui Tommaso Lecchio ha sostenuto il lavoro della squadra azzurra gestito da quel meraviglioso uomo di cavalli che era il marchese Fabio Mangilli, e quindi poi purtroppo Tommaso Lecchio è stato eletto 2 volte presidente della FISE, purtroppo anche lui alla fine del 1965 è morto e quindi ha lasciato il suo secondo mandato, l'ha lasciato prima della metà, però la sua presenza nel mondo dello sport equestre a tutti i livelli, prima come cavaliere, poi come selezionatore e tecnico delle squadre azzurre, poi come capo del servizio ippico veterinario, poi come capo del centro ippico di quadrupedi del Lazio, poi come commissario tecnico delle squadre azzurre e infine come presidente della FISA, un presidente della FISA che tra l'altro da presidente della FISE non si è limitato a un ruolo così diciamo di burocrazia, ha voluto essere profondamente addentro al meccanismo tecnico, è stato lui che ha voluto guidare molte squadre azzurre nelle più importanti manifestazioni internazionali, squadre che in quell'anno, in quei periodi erano composte da personaggi decisamente poco facili da gestire come i 2 fratelli d'Inzeo, Graziano Mancinelli, molti altri, insomma non era un compito facile, ma solo in virtù del carisma, del prestigio, dell'importanza che Tommaso Lecchio esibiva di fronte a chiunque, in virtù del suo passato, della sua competenza, della sua eleganza di persona, di personaggio, ha potuto infine condurre a buon termine. Tommaso Lecchio, così come Ranieri di Campello e per certi versi sotto il profilo squisitamente sportivo Alessandro Bettoni e Gerardo Conforti sono i 4 uomini che hanno rappresentato, dopo Caprilli diciamo, il ruolo più importante in assoluto per la storia dello sport equestre. Sono uomini di cui noi dobbiamo avere ben presente la storia e la dimensione, perché sono quelli che in qualche modo hanno poi fatto sì che il nostro sport potesse continuare così come effettivamente ha continuato. Quindi questa era un po', naturalmente in estremissima sintesi, la storia di Tommaso Lecchio, e che poi rincontreremo quando parleremo del suo ruolo di presidente della FISE. Chiuderei questa parte leggendovi ancora una volta quello che il biografo di Tommaso Lecchio, e cioè il generale Veneziani, Giuseppe Veneziani Sant'Onio, scrive nella biografia che ha dedicato appunto a Tommaso Lecchio, un meraviglioso pensiero, bellissimo, che in qualche modo descrive bene il personaggio da un punto di vista umano e anche da un punto di vista sportivo. Veneziani dice: Tommaso Lecchio non fu certo un educatore e non pretese di esserlo, che mai predicò falso moralismo, perché nella vita privata gli venne talvolta meno la virtù della fedeltà, né mai si adoperò perché la istintiva reciproca attrazione per il gentil sesso si limitasse a un colloquio platonico. Tradì perciò qualche amicizia, per riferimento a Ranieri di Campello evidente, e sfruttò qualche ingenuità. Da questo peccato non chiese mai di essere graziato, né alcuno potrà completamente perdonarlo, se non in maniera parziale, chi pensa che nelle sue colpe vi fosse sempre un po' delle colpe altrui. E questa è una riflessione così, diciamo, di carattere umano molto profonda, trovo. Poi però ce n'è una seconda che riguarda anche il cavaliere, altrettanto significativa. Lecchio sapeva di essere il migliore e non era nemmeno uomo da passare a cavallo intere giornate. A che pro se i risultati erano perfino migliori di quelli ottenuti da altri cavalieri che passavano ore e ore a lavorare i cavalli?
Si aggiunga che spesso si divideva tra Roma e Pinerolo e che la vita mondana molto lo attraeva. Non pretendeva di essere un santo né di essere giudicato un gran lavoratore, ma sapeva che la natura lo aveva prediletto dandogli un senso del cavallo che nessun altro aveva. Ecco, queste sono le parole di Giuseppe Veneziani Sant'Onio, biografo di Tommaso Lecchio, e su queste parole direi che possiamo concludere la puntata odierna. Vedo che siamo andati anche oltre il limite dell'ora, mi scuso, mi dispiace se vi è risultata troppo pesante questa discussione, comunque spero che così non sia. Vi invito ancora una volta a mandare qualunque tipo di messaggio, di richiesta, di curiosità, di domanda o anche solo di commento a quello di cui abbiamo discusso quest'oggi. Vi saluto, vi ringrazio davvero tantissimo per la vostra presenza, la vostra partecipazione. Ci rivedremo lunedì prossimo, sempre qui sulla pagina del Facebook del Comitato Regionale Fise Veneto alle 15. Quindi a tutti voi, arrivederci a lunedì prossimo.